Una nota stampa arriva dall'ex presidente della regione onorevole Salvatore Cuffaro con il simbolo della Democrazia Cristiana. Infatti recentemente l'ex presidente Cuffaro è stato nominato coordinatore e commissario siciliano dello Scudo Crociato, con la voglia di aprire una scuola politica di formazione rivolta ai giovani nell'intento di creare una futura nuova classe dirigente. L'ex governatore nella sua nota precisa: faccio con garbo qualche puntualizzazione relativamente al settore rifiuti e ambiente, rivolta al presidente della regione e all'attuale assessore al territorio. Vorrei ricordare, scrive Cuffaro, che oggi con tono trionfalistico, dopo 20 anni, la Sicilia è dotata di un piano di rifiuti in linea con le direttive comunitarie, che il piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, unitamente al piano delle bonifiche dei siti inquinati, è stato approvato ed è ancora in vigore, come più volte ribadito dal Ministro dell'Ambiente, con ordinanza del commissario delegato onorevole Cuffaro del 18 dicembre 2002. Il piano adottato, sentiti gli enti locali e gli altri soggetti previsti dal decreto cosiddetto Ronchi, è stato condiviso anche dal Ministero dell'Ambiente, dalla Commissione europea in data 28 luglio 2003, ritenendolo in linea con le direttive comunitarie e invitando il commissario a porre in essere le iniziative necessarie ad attivarlo. Il piano aggiornato, continua l'ex presidente Cuffaro, una prima volta nel 2004 e successivamente nel 2006 per adeguarlo alle normative nazionali e comunitarie nel frattempo intervenute, si proponeva di ridurre drasticamente il quantitativo di rifiuti avviati in discarica, incrementare la raccolta differenziata, prevedere gli impianti di compostaggio dove fare affluire l'umido e avviare la frazione secca a valle della raccolta differenziata alla termovalorizzazione, limitando lo smaltimento in discarica solo ai rifiuti inerti e inertizzati. In sostanza, continua l'onorevole Cuffaro, partendo da 322 discariche esistenti in Sicilia prima della dichiarazione di emergenza, siamo al 1999, alla fine della stessa, il 31 maggio del 2006, le discariche erano state ridotte a 50 e a dicembre del 2009, data di chiusura dell'Agenzia regionale acqua e rifiuti, si erano ulteriormente ridotte a 13. In attuazione quindi, scrive Cuffaro, del piano del 2002, tutti i comuni siciliani hanno avuto finanziati al fine di incrementare la raccolta differenziata una o più isole ecologiche. Sono stati inoltre finanziati diversi centri multifunzionali, impianti di compostaggio, finanziate campagne di formazione nelle scuole, di informazione alla popolazione per incrementare la raccolta differenziata. Dopo il 2009, afferma l'ex governatore Cuffaro, in assenza di qualsiasi controllo le iniziative sono state interrotte e persino gli impianti finanziati non sono mai realizzati. Quelli realizzati sono stati utilizzati per altre finalità, mentre hanno continuato a proliferare le discariche. La scellerata decisione di bloccare i termovalorizzatori, scrive Cuffaro, che il mio governo stava costruendo ha causato il disavanzo economico in molti comuni della Sicilia, un esborso delle finanze della regione senza precedenti e ha ridotto la nostra isola a un immondezzaio a cielo aperto. Finalmente, conclude l'ex governatore siciliano onorevole Cuffaro, qualcuno parla di chiudere l'era delle discariche, parlando invece del recupero di energia tramite moderni impianti di termovalorizzatori.